Buonasera a tutti, da parte mia sono Giampaolo Diani, vescovo di Chioggia, e anche da parte di Pierantonio Pavanello, che è il vescovo di Avia e Rovigo, e di Giancarlo Perego, che non eccolo qua, arcivescovo di Ferrara Comacchio, a questo nostro incontro che abbiamo pensato, desiderato e che stasera si realizza. Vorrei dire un grande grazie anche a tutte le autorità che hanno aderito, soprattutto ai sindaci dei nostri territori. Ecco, so che è anche presente il viceprefetto di Rovigo, la vicaria anche del prefetto di Rovigo. Ecco, veramente grazie a tutti, anche a tutte le altre autorità militari che sono qui presenti. Un grazie particolare, mi permettete di farlo, al sindaco di Portoviro, ecco, Valeria Mantovani, che ci ospita e ha messo a disposizione per noi questa bella sala. Ecco, qualcuno mi ha chiesto nei giorni scorsi, in riferimento a questo convegno, se adesso si mettono anche i vescovi a fare politica. Qualcuno ha anche telefonato da Roma preoccupato. Cosa sta succedendo a Portoviro? Siamo in pace, siamo in pace. Ho risposto dicendo che siamo tutti membra vive della vita sociale di questo nostro paese e che la Chiesa da sempre cerca di essere accanto alle persone, vive e opera in un territorio e accanto alle istituzioni. Pensiamo a quanto insieme si cerca anche di aiutare le varie povertà, ecco, Caritas, istituzioni, servizi sociali. Quindi, come dire, ci sentiamo fraternamente insieme con tutte le istituzioni. Nasce così questo convegno. Alla fine dello scorso anno il tema delle trivellazioni in Adriatico aveva riempito le pagine dei giornali. Poi col nuovo anno è un po' calato il silenzio. Ci siamo chiesti, noi tre vescovi, che abbiamo un legame particolare con questo territorio, in particolare col delta del Po, se avevamo nulla da dire, se potevamo anche noi dire qualcosa su questo tema, non perché ci sentissimo depositari di qualche competenza scientifica o tecnica, ma perché vogliamo bene a queste terre, perché sono anche le nostre terre, perché la gente che vi abita la conosciamo, ci sta a cuore, conosciamo le gioie, le fatiche e anche le preoccupazioni che ci sono. Queste terre nelle quali noi abitiamo sono terre fragili e in passato sono state anche drammaticamente provate. Ecco, per questo, diciamo più per un desiderio pastorale, morale, ecco, non certo, se volete, per far politica con la P maiuscola, ecco, a servizio della gente del territorio. All'inizio si pensava di fare semplicemente un comunicato, poi abbiamo detto ma dobbiamo essere seri e dobbiamo partire dall'ascolto di chi è competente di questi temi, per non partire con posizioni pregiudiziali o peggio ancora ideologiche. E allora abbiamo cercato di mettere insieme una serie di persone competenti che potevano dire qualcosa su questo tema. E abbiamo messo un titolo puntuale, no? Domande per il presente, e le domande sono tante perché il tema è aperto ed è al centro di tanto dibattito, ma poi anche responsabilità per il futuro. Ecco, credo che la saggezza sia proprio non solo ragionare del qui e ora oggi, ma anche guardare al domani. Dico subito che siamo nel cuore profondamente lontani da ogni lotta di parte. Ci sta a cuore un confronto pacato, serio, scientifico, nella speranza di farci tutti un'idea più precisa di questo tema così delicato. Siamo anche consapevoli, l'abbiamo scritto anche nella lettera di invito fatto a tutti i nostri sindaci, che il bene comune chiede a tutti anche dei sacrifici. Non è che qualcuno può dire sì, va bene, però non a casa mia, come di solito avviene, no? Però, come dire, se da una parte non vogliamo scaricare su nessuno i problemi che sono di tutto il paese, in questo caso i problemi dell'energia, dall'altra parte non possiamo anche non interrogarci sulla saggezza, sulla sensatezza anche di
fare certe scelte in un territorio particolare come quello di cui noi stiamo parlando. In questo senso, proprio per questo desiderio nostro di vescovi di essere al di sopra di ogni così lotta politica o di altre cose, io vorrei veramente chiedere a tutti, anche nel dibattito che seguirà dopo, di custodire tutti lo spirito che noi vescovi vogliamo dare a questa serata, e cioè il desiderio di capire, la consapevolezza della complessità di un problema come questo, la logica del dialogo, del rispetto reciproco di tutte le posizioni. Quindi, come dire, non c'è nessun urlo da fare stasera, né pro né contro, c'è solo il desiderio proprio di capire, e i risultati di questa serata noi li metteremo a disposizione di chi poi è chiamato anche a fare delle scelte politiche anche su questi temi. Sullo sfondo di questa serata non nego che c'è anche qualcosa di più grande, ed è il pensiero di Papa Francesco espresso soprattutto nella Laudato Si, quel tema così forte della ecologia integrale, no? Che mette al centro anche tutta la questione di come anche sfruttare le energie oggi, guardando ai problemi che abbiamo oggi, il clima e così via, no? Ecco, in questo piccolo angolo del mondo, che è il delta del Po, che sono le nostre diocesi, in questo piccolo angolo del mondo noi vogliamo cercare di fare la nostra parte. E allora ringrazio già da ora tutti i nostri relatori, poi alla fine sarà l'arcivescovo Perego a tirare anche qualche conclusione. Lascio la parola ad Antonio Maria Mira, che è giornalista di Avvenire, che modererà questa serata. Grazie a tutti voi. Buonasera a tutti. Dal numero di partecipanti della serie solo posti in piedi, evidentemente il tema è molto sentito in questo territorio. Qualcuno direbbe che ci azzecca un giornalista che viene da Roma. Vengo da Roma. Diciamo che una parte del mio DNA invece è in questa terra, perché la mia famiglia da parte di mamma è di Ficarolo, che qualcuno dice qualcosa, se qualcuno non dice niente, è quel paese famoso per un campanile che non si capisce perché non è ancora crollato, questo ce lo dicevano da bambini, e che è lì a metà tra Rovigo e Ferrara, e quindi so cos'è la terra del Polesine. Forse conosco meno il delta esattamente, anche se in passato, scrivendo di parchi nazionali, mi è capitato di scrivere anche di questo parco, che non sempre è stato molto amato, non tanto dai suoi abitanti quanto dalla politica, che lo vedeva soltanto come vincoli e non come opportunità. Giustamente il vescovo ha detto che c'entrano i vescovi a occuparsi di questo, al di là di quella testo stupendo della Laudato Si, ma ci aggiungerei anche la Fratelli Tutti, perché la Fratelli Tutti è strettamente legata alla Laudato Si di Papa Francesco. Non è la prima volta che dei vescovi fanno delle riflessioni su queste tematiche. Io mi sono occupato a lungo della terra dei fuochi della Campania, ma adesso non si parla più di una terra, ma si parla di tante terre dei fuochi. I vescovi della Campania hanno fatto incontri, convegni, prodotto documenti, come qua ha chiamato esperti a parlare del tema, per caso, dei rifiuti, ma più recentemente la Conferenza Episcopale Italiana ha svolto, malgrado la pandemia, incontri importanti, coinvolgendo ben 61 diocesi. Sono le diocesi all'interno delle quali si trovano i cosiddetti SIN, che sono i territori più inquinati del nostro paese, dichiarati con delle, dal punto di vista delle istituzioni, i territori più inquinati
che necessitano la bonifica. Il primo incontro è stato fatto in Campania, il secondo non tanto lontano da qua, è stato fatto a Vicenza, perché il tema centrale era quello del FAS, che credo che anche voi sappiate benissimo perché se ne parla non soltanto nel Vicentino, e anche in quel territorio la Chiesa si è fatta interprete delle preoccupazioni di quei territori. Quindi a chi dice ma i vescovi vogliono fare politica occupandosi ambiente, dico a parte il fatto che ne sono contento, ma non è la prima volta ed è un elemento molto importante che si incrocia con tanti altri temi. Prima parlavo con Monsignor Pere, con la quale ci unisce la conoscenza romana di un tema che si incrocia con quello dell'ambiente, il tema dell'immigrazione. Come Papa Francesco ci ripete moltissimo, quando parla di ecologia integrale, i primi a pagare gli scomparsi ambientali sono i più poveri, che poi non hanno altra scelta che quella di lasciare la loro terra, quindi parliamo già di immigrazione ambientale, immigrazione climatica. E quindi capite come i vescovi non sono qui, non vi hanno invitato soltanto così perché va di moda parlare di questo, ma perché è un tema assolutamente centrale, non soltanto per la vostra terra, perché come sicuramente ci spiegheranno gli esperti, che da quello che ho potuto leggere sono veramente degli esperti, tocca tutta una serie di problemi, da quello occupazionale a quello delle attività economiche, dall'agricoltura, il turismo, ma dalla stessa sopravvivenza di alcune popolazioni in alcuni territori, quindi ma riguarda le scelte energetiche. Lo sapete come la guerra in Ucraina ha acuito un tema che è già abbondantemente presente da tempo, quindi sentirete voci e temi molto diversi che ci aiuteranno. Poi, come ha detto il Vescovo, dopo darò la parola anche a chi vorrà intervenire. Vi prego, questo è un incontro informativo e quindi non è un'assemblea. Chi vorrà intervenire lo farà per chiedere chiarimenti agli esperti, abbiamo la fortuna, approfittiamo di averli, quindi dubbi, chiarimenti, interventi brevi, così riusciremo a uscire da questo incontro sperando di avere le idee più chiare possibili. Allora, cominciamo da un'introduzione che ci aiuta a entrare nel tema trivelle, territorio, popolazioni, anche cosa chiedere agli esperti. Giorgio Osti è un sociologo dell'Università di Padova, quindi non è certo esperto di trivelle o di subsidenza o di questi fenomeni, ma tocca con mano quelle che sono anche le preoccupazioni del vostro territorio. Adesso non so se devo usare lo stesso o cambiare questo, non è buono. Grazie. Bene, sì, mi ha già detto, insomma, una sala così piena, le aspettative della sociologia sono tanto alte quanto forse vane. Ma allora come inquadrare appunto la questione trivelle in senso spazio-temporale? Purtroppo, per fortuna, dobbiamo prendere un arco molto ampio, e quindi lo spazio, sappiamo, si va da Chioggia a Ravenna, un po' i due territori dei due parchi, e l'aspetto temporale invece è addirittura secolare, perché appunto dobbiamo interrogarci anche su tempi anche prima della bonifica. E allora, per capire un attimo, io uso due criteri tipici un po' delle scienze sociali. Uno sarà il criterio della dipendenza e l'altro la capacità di aspirare.
come c'entrino con le trivelle, insomma spero di arrivarci verso la fine. Allora, la dipendenza, questo è un territorio che dipende da altri perché c'è la classica dinamica monte-valle. Noi qui abitanti abbiamo pochissima capacità di interferire con quello che possono fare da Torino in giù in termini di scarichi e altre cose. Quindi una prima dipendenza molto chiara è monte-valle, sulla quale penso siate già abbastanza accorti, quanto anche consapevoli della difficoltà di modificare questa asimmetria fra chi sta sopra e chi sta sotto. E l'altra dipendenza è quella da poteri esterni. Non voglio fare della demagogia, ma insomma è importante partire ci sono dei centri di potere urbani, statali, governativi, che sono fuori da questo territorio e lo controllano. Hanno sempre appunto parlato di un rapporto secolare, e questo controllo esterno spesso viene fatto in termini di marginalizzazione. E poi di un altro termine che piace molto anche nella letteratura, anche a vescovi ad esempio, a chiese africane, si chiama estrattivismo, cioè da certi territori chi è in una posizione forte estrae valore senza dare in cambio, dando in cambio poco o lasciando anche delle macerie. Questo è uno schema, questo della dipendenza, che adesso è un meccanismo molto potente, è uno schema che noi chiamiamo centro-periferia. Ci sono dei centri che sono fuori da questo territorio che imprimono il loro controllo o anche si prendono molte risorse senza ripagarle. Questo schema, che è secolare in questi territori, si è accelerato con la rivoluzione industriale. Quando sono arrivate le macchine, appunto le macchine per anche ad esempio bonificare, e quando è arrivata anche la meccanizzazione dell'agricoltura e la possibilità o la necessità di avere delle grandi produzioni alimentari. E questi territori così poco abitati sono anche adatti ad assorbire shock ambientali particolarmente forti di infrastrutture che voi ben conoscete. Allora, questo schema centro-periferia è molto chiaro, è molto potente ed è direi anche efficace nell'interpretare, e anche è stata una molla potente, non so, in America Latina, eccetera, per grandi movimenti di protesta e di lotta politica. Però ha un difetto che non tiene conto del protagonismo dei locali, perché è un modo di spiegare le cose che dà tutta la responsabilità o tutta la colpa a centri di potere esterni. I locali sono passivi, sia le istituzioni, sia le comunità, sia le famiglie. Allora questo si sa che non va bene, perché un po' di protagonismo, anche poco, ce l'hanno anche le popolazioni locali. E allora come interpretare questo protagonismo? Questa categoria di uno studioso indiano, Appadurai, capacità di aspirare, piace molto e mi pare sia legato anche a un po' lo spirito con cui hanno organizzato i vescovi l'incontro. La capacità di aspirare è desiderare qualcosa di nobile per sé e per gli altri in futuro. Allora noi potremmo prendere appunto un criterio dicendo sì, i locali si lamentano sempre, non sono mai contenti. Invece questa capacità di aspirare ci mette di fronte anche i locali, le persone del posto, ad una responsabilità. Qual è la tua capacità di aspirare? A cosa aspiri? Quindi questo è un interrogativo importantissimo, non solo magari per la politica che vuole cercare consenso, no? Ma proprio è vitale, perché dà senso al vivere e soprattutto ci proietta nel futuro. Un desiderare, è stato usato anche nell'introduzione, qualcosa di nobile per sé e per gli altri
in futuro. Quindi non è un'aspirazione individuale, è un'aspirazione collettiva, no? Pensiamo a questa Madurai, aveva in mente queste masse di straccioni indiani, no? Di poveri indiani, quindi allora nel delta la capacità di aspirare, qualcuno potrebbe dire che è particolarmente carente, ma potremmo anche dire proviamo a stare, proviamo a capire qual è. Io ad esempio ho pensato che storicamente una capacità di aspirare della gente del delta era il possesso della terra, nel bene e nel male. Ora questo possesso della terra, che è prima di tutto agricola ma è anche la residenza, è anche dove vivi, no? L'abitare, si è un po' esaurito, adesso magari non so se avete un'emergenza abitativa, eccetera, ma non credo molto, ma questo, quindi un'altra capacità di aspirare molto importante riguarda l'equilibrio fra la terra e l'acqua. Penso che una grande aspirazione della gente del delta in questi territori fragili o mobili sia quella di trovare un equilibrio fra la terra e l'acqua. Ora in questo momento, questo non so però se c'è, e sarebbe molto interessante che uscisse da questa, diciamo, minaccia delle trivelle, uscisse anche una capacità di aspirare a qualcosa in positivo, a un nuovo equilibrio fra la terra e l'acqua. E qui insomma voi avete... Ma allora com'è che parlo di consorzi che sulla terra e acqua insomma avete lottato, ma appunto privilegiando storicamente la terra, me lo dicevi tu una volta, mi ricordo molto bene, e quindi adesso insomma l'acqua vuole forse riprendersi un po' di spazio e allora troviamo un nuovo equilibrio. Bene, allora la capacità di aspirare funziona così: uno ci mette in condizione di pensare, di capire, e anche questo è stato detto, lo scopo di questo incontro è capire meglio, capire le nostre aspirazioni come cittadini, come siamo qua, e anche capire, e secondo la capacità di aspirare, proprio perché tu metti in moto, no? Hai questa aspirazione a trovare qualcosa di nuovo, metti in moto, dai gambe a qualcosa. Allora non lo neghiamo che c'è una grandissima incertezza. Ne parlavo in macchina venendo col professore, ecco, che c'è una grandissima incertezza. Allora come fare? Allora, mettendo in moto le nostre teste insieme, credo che un banalissimo suggerimento sia quello di guardare ad esperienze di altri territori così bassi, con questo bisogno nuovo di trovare un equilibrio fra terra e acqua possono darci, cioè trovare delle esperienze, adattarle al delta, ma porci la questione, no? Esperienze esemplari di convivenza. Io qua faccio solo 3 esempi che poi come sempre sono limitatissimi e quindi sempre criticati. Israele per la questione della parsimonia con cui lì si usa l'acqua e anche l'Olanda, alcuni altri delta del mondo, magari delta, adesso in questo momento la questione idrica ci sta ponendo il Sud Italia come un modello. Ribaltiamo un po' le cose, sono loro che potrebbero insegnarci come trovare un nuovo equilibrio fra terra e acqua. Certe isole, anche le isole hanno le loro, soprattutto quelle piatte, coralline, potrebbero insegnarci qualcosa. Quindi ecco, io su questa capacità di aspirare chiudo il mio intervento. Complimenti alla capacità di utilizzare dei termini che sono letti dal punto di vista, sembra che lei parlava delle trivelle, perché dipendenza energetica, frustrazione, l'aspirazione, secondo me l'ha fatta apposta perché devo dire che è un ottimo comunicatore, però ha trasmesso davvero questa
necessità di andare oltre, no? Però noi dobbiamo andare oltre partendo dallo stato di salute, perché poi è sempre qua. Come sta il malato? Non lo so se è malato, ce lo diranno i professori se è malato o se è a rischio malattia o se, diciamo, non vorrei parlare di oltre, e quindi ecco, tema mi sembra che lei non l'ha usato, perché non so che paragone potevo trarre, a parte la subsidenza, però la prossima volta proviamo a usare anche questo. Ecco, come stiamo da questo punto di vista, e con occhi diversi ovviamente di chi lo studia sulla base di certi elementi, chi lo studia sull'altra base, quindi avremo più interventi su questo proprio per avere il quadro più completo possibile, così come hanno voluto nella loro scelta i vescovi. Quindi il primo intervento è quello del professor Alberto Riva, geologo dell'Università di Ferrara. Passo, ok, e quindi cominciamo a sentire non so, quello che di tutti parlano che non c'è, ma adesso vediamo di farlo comparire. Buonasera a tutti. L'introduzione che è stata fatta in realtà è in qualche modo anche l'incipit del mio racconto, cioè questa è la mia spiegazione, perché come geologo mi occupo alla fine anche di equilibri. Perché? Perché come geologi osserviamo i fenomeni che in qualche modo condizionano il territorio. Un territorio come questo che dal punto di vista geologico sappiamo che si è evoluto con estrema rapidità nel tempo. Quante volte noi geologi snoccioliamo date con milioni di anni come se fosse l'altro ieri. Nel caso invece del territorio, questa parte della pianura padana, del delta del Po, sappiamo che l'evoluzione di questo territorio alla fine si può parlare di migliaia di anni, letteralmente. Perché? Perché è un territorio che alla fine è nato e si è sviluppato grazie all'apporto dei fiumi, dei sedimenti dei fiumi. La pianura pian pianino si è espansa, lo sappiamo anche abbastanza direttamente perché molti dei porti di età romana sono oggi distanti dalla linea di costa, quindi sappiamo che in un tempo anche relativamente osservabile, in qualche modo questa pianura si è evoluta sulla base di un equilibrio tra terra e acqua, nel senso arrivava molto materiale dalle piene dei fiumi che in qualche modo ha costruito questa pianura, e per quanto questi sedimenti si compattassero, quindi davano luogo a fenomeni di subsidenza, questo equilibrio alla fine era positivo. Avevamo sedimenti che facevano crescere ed espandere la pianura e il delta stesso verso il mare Adriatico alla conquista del mare. Si parla di, in alcuni casi, anche di chilometri di sedimenti, quindi di veramente grandi masse di materiale trasportato dai fiumi. Anche arriva l'uomo che comincia in qualche modo a regimare i fiumi per necessità, chiaramente, cerca di liberare terra per coltivarla perché è una necessità, ma non solo. I fiumi, quando fanno delle piene e si espandono, cosa lasciano? Territori acquitinosi, naturalmente. Paludi, che purtroppo erano paludi malari, sappiamo bene che qui in pianura, per esempio, l'anemia è una cosa ancora molto diffusa proprio come eredità dell'adattamento della popolazione a questi ambienti così ospitali. Ovviamente l'uomo cosa fa? Cerca di rendere questo ambiente il più ospitale possibile per le nostre necessità. E quindi cosa succede? Che ovviamente incominciamo a incanalare i fiumi verso certe direzioni, costruiamo argini, impediamo che le piene si espandano seriamente. L'ultima grande piena alla fine è stata quella del 51, e da quel momento in poi vuol dire che i fiumi, anche perché poi sono stati regimati a monte, quindi abbiamo anche bacini artificiali a monte che in qualche modo decrescono il carico solido di sedimenti da parte dei fiumi, alla fine qui arriva proprio. Quindi il nostro equilibrio, che era dato da una parte dall'apporto di sedimenti, dall'altra parte
dalla compattazione di questi sedimenti quando si depositavano, cioè dalla subsidenza naturale, chiaramente questo equilibrio sale. E il risultato principale che abbiamo è quello che vediamo della subsidenza. E infatti, se andiamo a vedere gli studi degli ultimi anni sull'evoluzione proprio delle bocche del delta del Po, quello a cui assistiamo è sostanzialmente un arretramento della linea di costa ai molti punti, e questo rappresenta ovviamente un problema per questi territori, per la loro difesa. Se a questo contesto appunto di conquista dei terreni nei secoli per l'agricoltura abbiamo anche le bonifiche, quelle le ultime, anche se hanno dato luogo per esempio a fenomeni di abbassamento, perché se noi asciughiamo un territorio, alcune per esempio delle valli del Ferrarese, abbiamo della subsidenza legata al fatto che questi sedimenti pian pianino devono prepararsi di acqua, specialmente le torre che troviamo nel sottosuolo, che tra l'altro ogni tanto per qualche motivo anche hanno dei problemi e si incendiano, come è successo anche qualche anno fa, e continuano a bruciare lentamente nel sottosuolo con tutta una serie di problemi ambientali che ovviamente sono molto importanti. L'altra questione è che quando nel dopoguerra c'è necessità di energia, nell'immediato dopoguerra ci si scatena alla ricerca di metano, ma ricerca selvaggia. Ovviamente tutte le valutazioni di impatto ambientale che adesso un'azienda per esempio è obbligata per cercare degli idrocarburi o anche semplicemente per fare uno stabilimento un po' più importante, un po' più impattante sul territorio, non veniva fatto, era veramente perforazione selvaggia, in cui alla fine ci siamo ritrovati in queste terre migliaia di pozzi che fino al 61 emungevano, cioè tiravano fuori acqua metanifera cosiddetta. La famigerata acqua metanifera che per un metro cubo di gas ci voleva più di un metro cubo di acqua da tirar fuori. Cosa ha voluto dire? Il gas è comprimibile, ok? Non a caso lo cacciamo dentro le bombole del gas, l'acqua no. E quindi quando noi estraiamo grandi quantità di fluidi, che abbia gas o meno, da sedimenti come questi, che sono sedimenti alla fine che non sono litificati, non sono diventati roccia, naturalmente questo ci porta ad un abbassamento del terreno. Tra l'altro il professor Shepard prima ce ne parlerà in dettaglio di questo. Cosa vuol dire? Che in quel periodo di estrazione selvaggia abbiamo avuto il massimo abbassamento, massima subsidenza nel territorio. All'epoca addirittura non esisteva neppure un sistema centralizzato per raccogliere tutti quei dati geologici, da quanto selvaggia era l'esplorazione e la produzione di gas. Resisi conto della situazione con abbassamenti che erano anche dell'ordine di metri, furono bloccate le estrazioni di quest'acqua metanifera. Ogni tanto salta fuori che c'è qualche furbo, anche il mese scorso se mi ricordo, che voleva estrarla. Tra l'altro quest'acqua metanifera quando viene estratta è altamente inquinante perché è salata, veniva gettata nei canali e in più ricca di metalli, ferro, arsenico, quindi lasciatevi immaginare che razza di disastro ambientale sia avvenuto. Negli anni 60 però finalmente in Italia in qualche modo si razionalizza l'esplorazione anche di idrocarburi, arriva l'AGI e già nel 68 incominciano ad esserci i primi studi sulla subsidenza in qualche modo nell'area della pianura padana. I primi studi in realtà focalizzano non tanto sul delta del Po, perché all'epoca non vi erano e non vi sono ancora giacimenti importanti in produzione proprio nel delta del Po, ma nell'area di Ravenna. Ravenna che ha dei giacimenti sia a terra, Ravenna a terra, che Angela Angelina, che è proprio a cavallo della linea di costa. E questi sono dei giacimenti che ci hanno insegnato tanto riguardo alla subsidenza, perché chiaramente dobbiamo misurarla. Nel 1970 c'era una commissione, tra l'altro, a cui parteciparono anche alcuni docenti dell'Università di Ferrara all'epoca, riguardo allo studio della subsidenza nel Ravennato, proprio perché ovviamente da scienziati, da tecnici, l'interesse era quello di capire il fenomeno e anche cercare di prevederlo. Quindi si è andati verso l'osservazione del fenomeno e pian pianino, anche con l'avvento dei calcolatori elettronici più potenti, si è andati verso la modellizzazione. Quindi ormai, per esempio, per questo tipo di giacimenti è normale modellizzare il sottosuolo e cercare di capire effettivamente dal punto di vista numerico, sulla base di tutta una serie di considerazioni sia geologiche che poi geomeccaniche, capire esattamente qual è il livello di abbassamento. Possiamo predirlo abbastanza bene, ricordandoci però che il problema deriva non solo dall'estrazione di gas, ma dall'estrazione di fluidi in generale.
Ricordiamoci, Venezia si è abbassata non perché estraevano gas, ma perché Porto Marghera, come complesso industriale, estraeva abbondanti quantità di fluidi. Quando hanno smesso di estrarre, la sussistenza a Venezia ha rallentato e si è quasi fermata. In questo contesto di equilibri, e qua ormai chiudo, dobbiamo anche ricordarci di un'altra cosa, guardando al futuro, il cambiamento climatico. Cambiamento climatico che vuol dire, sperando che non si verificano più 2 annate come quelle passate, di siccità particolarmente spinta nel nord-est, che vuol dire che il Po viene ridotto ad un rivolto d'acqua e quindi viene facilitata ovviamente l'intrusione salina, il cuneo salino, che impatta non solo sull'agricoltura ma anche sugli acquedotti che pescano l'acqua del Po, ma anche al problema dell'innalzamento del livello marino. Qualunque modello noi andiamo a vedere del PCC, previsione del livello marino, ci indica che il livello marino si alzerà e di conseguenza dobbiamo anche prevedere in prospettiva come gestire questo territorio. Grazie. Come vedete già dal primo intervento si sono aggiunte tutta una serie di elementi ulteriori. Sarei curioso poi farò la domanda quanto sono questi altri fluidi, perché sinceramente non so quali sono. All'acqua, no, perché immagino qualcos'altro andiamo a prendere dell'acqua, lo so perché vedo non lontano da Roma nella pianura pontina, altra zona delicatissima, ex palude, chiamiamola così, è un po' brutto il termine, però ex zona umida, un'agricoltura molto intensiva e molto consumatrice d'acqua ha portato anche di cuneo salino che ormai sta entrando abbondantemente all'interno della pianura, quindi l'acqua, vabbè, ma mi sto preoccupando chissà quali altre cose, però ecco, già capite da questo quando un fenomeno, tra virgolette, naturale basta un niente. Ecco, il niente ci è stato già anticipato, ma il professor Scheffer dell'Università di Padova entrerà proprio a dirci questo uomo che cosa ha combinato, cosa sta combinando. Grazie per l'invito. E grazie perché hai già detto in parte quello che volevo dire, comunque non tutto, così posso spiegare meglio il resto. Allora, come ha detto il collega Riva, c'è sia estrazione di acqua, il caso di Venezia, che posso pioggia, e qua c'è la zona del Polesine, in particolare Posaro e Contarina, che sono andati giù parecchi, che ho studiato negli anni 70. Comunque ha detto bene che appena si smette di pompare o si riduce di pompare l'acqua, la pressione smette di scendere e la subsidenza si ferma. Purtroppo non viene, anche se smetto tutto, non viene su, perché a Venezia è andato giù 24 cm il rialto, poi hanno ridotto moltissimo l'estrazione, ma è venuta su di 2 cm per elastico, cioè il resto rimane giù purtroppo. Allora, non è così per i campi di gas. È come pure ha detto il collega Riva che l'AGIP ha incominciato, c'era anche questo di studiare la subsidenza, però l'hanno studiato per la parte quando producono. Allora, per spiegare questo faccio riferimento al giacimento di Ravenna Terra che ho studiato abbastanza estesamente, sono altri anche col professor Zuccolo che qua, cioè, ne ha studiati parecchi giacimenti. Però quello di Ravenna Terra insegna tanto. Allora, il massimo della produzione era nel 1996, però la pressione poi è scesa ancora fino al 1975 circa. E nel frattempo, e poi la pressione è di nuovo risalita. Nel frattempo il gas estratto viene sostituito dall'acqua, perché questi giacimenti hanno tutta una trappola dove si ferma il gas e poi hanno l'acquifero adiacente.
Ora, fino al 1980 sono state fatte varie provvisioni, cambolati, eccetera, e abbiamo visto a Ravenna che era complicatissimo perché estraevano anche fino al 73 acqua dai primi 600 metri, per cui quelli che estravano l'acqua dicevano è colpa dei gas e gli altri dicevano no. Comunque dopo il 73 la roba era un po' più semplice. L'abbassamento nell'80 era di 65 centimetri. Dall'82 in poi la produzione era minima e poi si è fermata, ma la subsidenza no. E questo è stranissimo perché a differenza dell'acqua, qui la pressione va su e la subsidenza va giù, ma non va giù nel centro dove è rimasto un po' di gas in pressione, ma va giù sui bordi ed è andato giù altri 15 centimetri dal 1982 al 2005. E questo è dovuto a cosa? Allora, questi terreni sono cosiddetti terreni collassabili, ovvero quando c'è acqua e gas ci sono gli effetti capillari, cioè le interfacce tra i due, e qui ci sono tensioni superficiali e la risultante di queste tensioni è di tenere proprio i grani del terreno insieme. Se io sostituisco il gas con l'acqua, spariscono questi effetti e il terreno si deforma irreversibilmente, e quindi si è riusciti a spiegare questa subsidenza ulteriore dopo la dismissione del giacimento con questo effetto. Allora, qualcosa di utile ha portato questo studio anche perché a un certo momento nel giacimento di Angela Angelina c'era il progetto di iniettare acqua per stabilizzare la pressione. Questo sarebbe stato proprio la peggior roba da fare, perché avrebbero accelerato questa subsidenza dovuto a questo comportamento dei terreni. Questo comportamento dei terreni c'è perché sono stati fatti tanti test nella ICO in Norvegia e si è visto che questi sono collassabili, ce ne sono altre nell'Ecofis, eccetera. Comunque, questa però non è l'unica cosa, perché anche, e questo è il studio dell'AGI, dei consulenti, hanno fatto previsioni per il 2042, cioè la depressione che si ha per estrazione del gas man mano si estende attraverso l'acquifero, e questo acquifero, scendendo la pressione, si consolida anche lui. E per esempio per il giacimento di Dosso degli Angeli hanno previsto altri 9 centimetri a 6 km di distanza dal centro, cioè verso la Rivaldi, cioè dai due lati. Ora purtroppo questo è, mentre quello degli effetti capillari si è potuto studiare abbastanza bene perché avevamo tutti i dati. Queste sono previsioni, e inoltre hanno ripreso a estrarre il gas residuo Dosso degli Angeli, per cui districare gli effetti di uno degli altri non si sa. Cioè, quindi questo per esempio è ancora un fenomeno da studiare, perché come ho detto nei giacimenti di gas, a differenza dell'estrazione dell'acqua, abbiamo la subsidenza residua che va avanti 25 anche 40 anni. Ecco, e questo non sappiamo ancora. Ecco. Per quanto riguarda la modellazione, finora noi abbiamo cercato di ricostruire quello che è avvenuto, abbiamo fatto modelli deterministici. In sostanza adesso bisogna fare modelli probabilistici, cioè mettere in conto l'incertezza dei dati e tutto, però d'altra parte questi modelli permettono di aggiornare la probabilità man mano che nuovi dati vengono disponibili. Ora qui devo dire, rispetto ai tempi di una volta, per esempio sul campo Arlua, la ENI con colleghi a Padova hanno applicato questi modelli probabilistici molto bene, però d'altra parte manca sempre qualcosa, ovvero danno le pressioni e danno gli spostamenti che sono i dati cioè le grandezze di cui si può confrontarsi, li danno sempre normalizzati rispetto a una costante positiva. E qual è la costante positiva? Cioè, purtroppo non vengono mai da tutto. Io mi sono occupato
dal 75 fino al 2000, 18 di subsidenza anche di altre cose, e la difficoltà di reperire i dati è incredibile. Quindi una cosa chiederei, c'è più trasparenza, perché voi avete diritto che delle persone indipendenti verifichino quello che avete fatto. E un'altra cosa, anche per esempio, che non è mai stato studiato, l'interazione dei vari giacimenti. Cioè i petrolieri sognano che ciascun giacimento vada giù così e non influisca, però abbiamo visto qua con subsidenza residua si sente fuori. Ora per esempio al largo di Ravenna c'è un groviglio di giacimenti, però io ho mai visto uno studio dell'interazione, cioè per quanto riguarda la subsidenza di questi vari giacimenti. Adesso io non so cosa è previsto adesso, però bisognerebbe, cioè trasparenza, sapere cosa vogliono fare, dati e permettere ad altre di verificare. Mi viene in mente l'apprendista Stregone sentendo professore, della serie di faccio delle cose e poi o non capisco o non voglio capire le conseguenze. Credo che poi forse la cosa più importante che lei ha detto, al di là degli elementi scientifici, è la questione della trasparenza. Perché come sempre, perché servono per altri fini, i dati ci sono. E credo che a voi interessino i dati per la vostra vita, il vostro futuro, per chi li detiene probabilmente servono per altri fini, forse banalmente economici, ma forse anche di altro tipo. Quindi credo che se da uno studioso viene un invito alla trasparenza e a che dei soggetti indipendenti, persone che studiano il mondo della scienza, possono analizzare questi dati non fidandoci di quello che dicono i detentori dei dati, e credo che questo è un... Mi fermo? No. Vabbè, credo che sia questo un tema che è di notevole attualità e non riguarda solo il tema di cui parliamo oggi, ma questo periodo non solo italiano ma del mondo. Chi detiene i dati ha un potere enorme. Ultimamente si è parlato a lungo di queste questioni relative a alcuni sistemi di intelligenza artificiale, di come possano poi utilizzare i nostri dati, in questo caso sono quelli nostri che abbiamo già per altri fini. Quindi credo che se dal mondo della scienza viene questo appello alla trasparenza, io credo che non voglio insegnare il loro mestiere ai vescovi, e credo che l'elemento credo che una al di là di quello che uscirà dopo, delle richieste che sicuramente può emergere è quella che questi dati siano messi a disposizione non solo del mondo della scienza, ma soprattutto di chi ha diritto di conoscerlo, perché su questi territori vive, lavora, ha la propria attività, spera di avere un futuro. Quindi devo dire che lo trovo, giornalisticamente ci farei quasi il titolo se devo dire di questo articolo, perché anche nel passato quanti dati non ci sono stati forniti. Bene, ancora un passaggio sulla subsidenza. Giancarlo Mantovani, direttore del consorzio bonifica Delta del Po. Abbiamo già sentito parlare di bonifica, di come sta cambiando anche questo impegno vostro, e quindi sentiamo la vostra voce su questo. Senti, il professor Riva ci ha già introdotto quello che è il concetto della
subsidenza nel nostro territorio. Se qualcuno si prende la briga di prendere le vecchie cartografie del delta, vedrà che anno dopo anno, secolo dopo secolo, i cartografi disegnavano il delta del Po, cosa? Le acque, le terre emerse, disegnavano le terre emerse che confinavano con le acque. Se andiamo a prendere le ultime cartografie, quelle della fine dell'Ottocento, vediamo un delta del Po che è praticamente identico al delta del Po attuale. In quegli anni, se i cartografi l'hanno disegnato, significa che il delta del Po in quegli anni erano sopra il livello del mare. Se oggi prendiamo la cartografia tecnica della regione del Veneto, vediamo che il nostro territorio è mediamente 2,5 metri sotto il livello del mare, con punte di 3 metri, 3 metri e mezzo, 4 metri e 20. Cosa è successo? È successo quello che ci diceva il professor Riva. Un po' la subsidenza naturale, un po' l'effetto della bonifica delle paludi, molto l'effetto dell'estrazione di acque metanifere dal sottosuolo. 1957, un anno, nel solo 1957, uso i dati che ho avuto dal professor Mario Zambon, uno studioso della subsidenza. Nel solo 1957 il territorio calò fino a 30 centimetri, un anno 30 centimetri. Dal 51 al 1960 questo territorio calò fino a 2 metri. Dal 1960-61, anno in cui fu sospesa l'estrazione del metano, al 1979 questo territorio se n'è sceso di un altro metro. Ma non è finita qua. L'Università di Padova ci dice che dal 1983 al 2008, 25 anni, quindi molti anni dopo la sospensione e la chiusura della chiavetta, questo territorio se n'è sceso di altri 40 centimetri. È evidente che in questa situazione il territorio viene stravolto. Quali sono state, ma andiamo a capire un attimo, quali sono state le conseguenze della subsidenza in questo territorio, nel delta del Po? Primo effetto: se il terreno cala, le arginature che sono appoggiate sul terreno non possono salire, devono calare anche loro, quindi un problema di sicurezza idraulica per il territorio. Quindi questo territorio ha sofferto l'abbassamento delle sommità arginali. Abbassamento delle sommità arginali, qualcuno si dovrebbe ricordare 1957, rotta del Po di Goro, 1960, rotta del Po di Goro, 1966, rotta della sacca degli scaldolari di Porto Tolle. Scriveva il professor Augusto Ghetti, che fu nominato CTU dall'allora procuratore della Repubblica di Rovigo, che le alluvioni, ma soprattutto l'alluvione di Porto Tolle, fu causata da cosa? Dalle conseguenze della subsidenza che avevano fatto abbassare gli argini, aumentato il dislivello tra il mare e la campagna, e terzo, creato un aumento dei fondali di fronte alla costa. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'aumento dei fondali di fronte alla costa non è una cosa di poco conto. Punto primo: se i fondali aumentano, l'energia delle onde aumenta, quindi c'è una maggiore erosione di quelle che sono le linee di costa. Qualcuno si dovrebbe ricordare dell'isola della Batteria, che non c'è più, qualcuno si dovrebbe ricordare dell'isola di Bonelli Levante, che non c'è più, perché a seguito dell'abbassamento del territorio queste isole furono riprese, il mare si è ripreso questi territori che erano emersi e che erano coltivati. Ma un'altra cosa, se al largo, se oltre la linea di costa ci sono degli abbassamenti, cosa succede? Si va a rompere quello che è l'equilibrio deposizione-erosione. Se si rompe questo equilibrio è evidente che le spiagge spariscono, gli argini sono aggrediti da quella che è il moto ondoso, eccetera, eccetera. Non vado a fare ancora ulteriore terrorismo. Un effetto c'è stato.
Diceva Sua Eccellenza prima che noi non vogliamo le cose nel nostro giardino. Secondo me nel Delta del Po questa cosa non va detta. Non va detta perché in questo territorio abbiamo già sopportato la subsidenza, altri sono venuti a prelevare il metano, abbiamo sopportato o condiviso la centrale Enel, abbiamo sopportato o condiviso il rigassificatore. È evidente che non si può dire, a nessuno è permesso dire che siamo dei nimbi, quelli che non vogliono effetti o nuove cose nel nostro giardino. No, questo non è concesso a nessuno. Si parla di estrazioni di metano oltre le 9 miglia, la normativa è cambiata, non sono più 12, sono 9, non è più dal parallelo passante dal Po di Goro, è 20 cm più a nord, 45esimo parallelo che passa qui vicino a Porto Viro. Forse la subsidenza non è pericolosa per il Delta, ma è pericolosa per Venezia, mi viene da pensare, perché il parallelo è stato alzato, non è una cosa che non riesco a capire. Ma una cosa, noi stiamo parlando oggi di trivelle in Adriatico. Andiamo a prendere, come diceva il professore Schrecker, abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo talmente bisogno di chiarezza che non possiamo pensare che le ditte che vogliono proporre estrazione di metano nel nostro territorio, cos'è che fanno? Vanno dal professore dei tali che elabora un modello matematico e scrive nella relazione che produce per la valutazione di impatto ambientale, che è un dato che è disponibile, scrive: sono stati analizzati, elaborati e utilizzati i dati forniti dalla ditta per la simulazione previsionale della subsidenza antropica causata dalla coltivazione del giacimento teodorico. Ma come? Chiede all'oste se il vino è buono, cos'è che è successo? Cos'è che è successo? Quindi che fiducia possiamo avere? Che fiducia possiamo avere quando tecnici ci prendono in giro, perché non ho altre parole da utilizzare, ci prendono in giro e non riusciamo a controbattere. Quindi abbiamo due strade. La prima strada è essere rigidi, non vogliamo le trivelle in Adriatico, non vogliamo le trivelle, prima possibilità. È sufficiente? Abbiamo questa forza? Forse no. Probabilmente è meglio accompagnare questo concetto, visto quello che è già successo in questo territorio, dalla creazione di un gruppo di lavoro di veri scienziati, di tecnici che elaborano e conoscono la modellistica matematica e che possano verificare e capire se quello che ci dicono queste ditte è vero o no. A questo punto potremmo dire una parola. Quindi la mia proposta, ma non è una novità, quello che vi dico non è una novità. Nel 99 la Regione del Veneto e il Ministero per l'Ambiente si misero insieme per analizzare il progetto Alto Adriatico. Nel 1999 fu fatto un decreto ministeriale, poi ratificato nel 2001 mi sembra, dove questi scienziati che si erano messi insieme avevano analizzato i dati prodotti da Agip. Lo sappiamo perché rimandarono a settembre il progetto Agip. Rimandarono a settembre il progetto Agip perché i dati del sottosuolo non erano i dati del sottosuolo dell'Alto Adriatico, i dati del sottosuolo erano dati che erano stati presi nel mare del nord, a nord della Scozia. Il professore ci insegna che il modello matematico è una cosa stupida, perché possiamo mettere dentro i dati sbagliati per ottenere il risultato che vogliamo. No, questo non è consentito né a chi propone né a chi calcola. Quindi è assolutamente necessario, questo è il mio punto di vista, la nomina di una commissione di veri esperti che ci dia una mano per analizzare la modellistica matematica. Però stiamo attenti, perché stiamo guardando distante e non ci accorgiamo cosa ci succede intorno. Stiamo guardando le trivelle che sono a 9 miglia e non abbiamo letto il PITESAI. Cos'è il PITESAI? Il PITESAI è il piano regolatore delle trivelle.
è il piano regolatore delle trivelle che è stato pubblicato nel febbraio dell'anno scorso. E cosa dice questo PITESAI? Dice che la linea di costa e che le estrazioni di metano bisogna fare al largo di fronte a Chioggia, però dietro a Chioggia è possibile perforare ed estrarre metano subito dietro a Chioggia. Andatevi a leggere in internet, è disponibile, andatevi a leggere il PITESAI e verificate se quello che vi dico è vero. Abbiamo le trivelle a 9 miglia, però nel PITESAI è previsto che possono derivarci gas esattamente dietro le spalle, quindi è necessario analizzare il problema in tutto il suo contesto. Siamo già stati scottati con l'acqua calda, abbiamo evidentemente paura dell'acqua fredda, ma siamo sufficientemente intelligenti di non avere i paraocchi. Non diciamo di no così a prescindere, dobbiamo dire un no motivato su basi scientifiche. Non possiamo permettere a nessuno di prenderci in giro con modelli matematici elaborati in questo modo. Sembra che il tema centrale è proprio quello dei dati. Quali dati e in mano a chi? Non so perché mi è venuto in mente il Vajont, sempre Veneto è. Chi è che fece, chi diede i dati? La Sande si chiamava, lo sbaglio. E se non ero è la stessa che poi qualche problemino ha provocato anche a Marghera, o sbaglio. E anche voi non lo sapete perché il famoso Volpi di Misurata venne a rovinare anche l'Agropontino. Gli piaceva tanto occuparsi di territori da industrializzare. Bene. Voi avrete sentito anche le motivazioni, no, delle trivelle, no? La crisi energetica, la guerra, l'Ucraina, ce lo chiede l'Europa e un sacco di cose abbiamo sentito, no? A proposito del ritornare a trivellare. Ecco, ma cerchiamo di capire anche questo. Abbiamo capito credo abbastanza, già abbiamo parecchi elementi sulla questione della subsidenza, cerchiamo di capire anche, di provare anche ad analizzare qual è la situazione della produzione di energia in rapporto con i mutamenti climatici, se la strada è anche quella, è ancora quella del gas o no. E anche qui chiediamo un aiuto a chi queste cose le studia da tempo e che quindi ci può dare degli elementi di riflessione. Il primo è il professor Vittorio Marletto, fisico e climatologo del gruppo Energia per l'Italia. Grazie. Dunque, per quanto riguarda il clima, i dati sono chiarissimi e sono disponibili a tutti e sono messi a disposizione dai servizi meteorologici di tutti i paesi del mondo. Abbiamo la fortuna che dopo la seconda guerra mondiale venne creata l'Organizzazione Meteorologica Mondiale che ha garantito la circolazione dei dati anche nei momenti di peggiore crisi politica, cioè persino nel momento in cui c'era al massimo della tensione tra il mondo comunista e il mondo industrializzato e capitalista, i dati meteo circolavano lo stesso e quindi noi non abbiamo dubbi di nessun genere e siamo anche in grado di quantificare di quanto si è riscaldato il clima del pianeta negli ultimi 100 anni. Ed è un dato inquietante perché sostanzialmente il pianeta si è scaldato di più di 1 grado in un solo secolo. Ma quando si parla del pianeta si parla di una palla che per il 70% è coperta d'acqua.
Se invece ci spostiamo sul territorio nazionale, ci spostiamo sulle regioni di cui ci stiamo occupando, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Nord Italia, il dato è molto più inquietante, perché nell'arco di una sola generazione, in Emilia Romagna dove io ho lavorato, ero responsabile dell'osservatorio clima, nell'arco di una sola generazione le temperature dell'estate sono aumentate di 2 gradi, quindi 2 gradi in 30 anni è un cambiamento epocale, mostruoso. Talmente mostruoso che ci siamo dovuti attrezzare, no? Perché si parla di adattamento al cambiamento climatico, e una delle cose che abbiamo fatto è stata di installare ovunque dei condizionatori, perché l'estate nuova, l'estate di questo nuovo clima, è un'estate che sta cominciando a diventare insopportabile. E nel 2003, quando c'è stata un'estate che non ha mollato il caldo per 3 mesi, giugno, luglio e agosto, noi qui in Italia, nel nord Italia, abbiamo avuto 20.000 morti di caldo, perché allora nel 2003 non avevamo ancora tutti questi condizionatori che invece abbiamo dappertutto, adesso nelle automobili, nei negozi, negli uffici, nelle case, no? Per cui ci dobbiamo difendere da giornate, ondate di calore in cui la temperatura arriva a 38-39 gradi, che quando mai si erano viste queste cose negli anni 70 o negli anni 60? Capitava l'annata in cui si soffriva il caldo, però adesso nel 2017 abbiamo avuto un'ondata di calore con temperature superiori ai 40 gradi, tutta la prima settimana di agosto è stata terribile in Emilia Romagna, con una punta misurata dalla nostra rete ufficiale di 42 gradi e mezzo nelle colline romagnole. 42 gradi e mezzo sono una roba da deserto tunisino. Quindi i dati da questo punto di vista sono assolutamente chiarissimi, e le preoccupazioni del mondo scientifico per quanto riguarda il cambiamento del clima sono altrettanto chiarissime, solo che non se ne parla con la sufficiente regolarità. Per esempio il 20 marzo scorso il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha fatto un discorso presentando l'ultimo rapporto scientifico sul clima, che è uscito appunto 15 giorni fa, no? 20 giorni fa. E la prima frase che ha detto, scusate ve la devo leggere, è: cari amici, l'umanità è in bilico su un sottile strato di ghiaccio che si sta sciogliendo velocemente. Cioè questo non è Marletto, è il segretario dell'ONU Guterres. Gli esseri umani, seconda frase, sono responsabili di quasi tutto il riscaldamento globale negli ultimi 200 anni. La temperatura nell'ultimo mezzo secolo è aumentata più velocemente che negli ultimi 2000 anni, quindi quando voi guardate i dati di 2000 anni, cioè siamo in grado di ricostruire la temperatura del pianeta Terra dalla nascita di Cristo fino ad oggi, si vede un plateau praticamente e poi c'è un picco di 1 grado di aumento in 50 anni, e sono questi ultimi 50 anni dagli anni 60-70 fino ad oggi. Tutto ciò agli scienziati è del tutto chiaro, ed sono chiarissime anche le cause. Le cause si chiamano emissioni di gas serra, in particolare emissioni di anidride carbonica. Noi italiani ci siamo evoluti negli ultimi 50 anni, siamo passati da un paese che negli anni 50, nel dopoguerra, era un paese sostanzialmente contadino e poco industrializzato, poco urbanizzato. Nell'arco di pochi decenni abbiamo trasformato la nostra vita e il nostro territorio, utilizzando enormi quantità di energia fossile, e continuiamo ad usarla anche adesso. Guardate che fino a prima della guerra, cioè la guerra è scoppiata l'anno scorso, l'anno prima i consumi italiani di gas metano erano di 74 miliardi di metri cubi. Ripeto il numero perché è importante da capire: 74 miliardi di metri cubi in un solo anno consumati solo dall'Italia. Sapete quanto gas c'è dove devono andare a trivellare? Perché ci sono tutte le valutazioni di quanto gas abbiamo nel nostro sottosuolo. L'insieme di tutti i giacimenti che sono stati individuati corrisponde a circa 15 miliardi di metri cubi.
Cioè, se anche tirassimo fuori dal sottosuolo tutto il gas che abbiamo, a parte la questione della subsidenza e così via, noi praticamente tireremo fuori qualcosa come un quinto di quello che consumiamo in un anno, facendo fuori in un colpo solo una riserva che forse converrebbe tenersela come strategica, no? Perché cioè, se avessimo una mentalità un pochino più proiettata verso il futuro, primo dovremmo dar retta al segretario, perché poi il segretario il discorso l'ha continuato, no? E una delle frasi che ha detto alla fine del discorso è: guardate di lasciar perdere, di sviluppare nuovi giacimenti di petrolio e di gas, perché noi dobbiamo fare esattamente l'opposto. Noi dobbiamo uscire rapidamente nel giro di pochi anni da questa trappola delle fonti fossili. Dobbiamo uscire dal petrolio, uscire dal carbone, uscire dal gas. Questo è il problema di cui dovremmo occuparci ogni minuto, tutti i minuti, nei telegiornali, nei dibattiti in televisione e tra le persone. Come faccio io, che ho fatto crescere le emissioni fino a dei livelli paurosi? Guardate che ogni italiano emette gas serra a ogni persona, bambini, anziani, facendo la media, come al solito la media del pollo, emette 7 tonnellate di CO2 all'anno, ogni singolo italiano. Per una volta è la media globale, quindi per una volta noi italiani possiamo dire su questo dato che siamo perfettamente in linea con il resto del pianeta. La media globale naturalmente include gli africani che non emettono niente, gli americani che emettono 20, i sauditi che emettono 40, eccetera, eccetera. Però noi italiani abbiamo 7.000 kg di CO2 ogni anno sulle spalle. Fate il confronto con i rifiuti solidi urbani, no? Cioè noi facciamo dei rifiuti solidi urbani dell'ordine dei 300-400 kg a persona all'anno. Di CO2 invece sono 7.000 kg, solo che non si vede nulla perché vengono fuori come gas, e dallo scappamento della macchina e dalla caldaia a gas che abbiamo a casa. E abbiamo le industrie che emettono le centrali termoelettriche che bruciano gas, bruciano carbone e anche bruciano legno, perché poi da un po' di tempo sono partite anche le sovvenzioni per bruciare legname, insomma, cioè siamo veramente in una situazione folle. Allora, il problema vero è: come fa il Polesine ad affrontare il futuro? Deve mettersi a trivellare altro gas? No, deve studiare attentamente come diventare neutro dal punto di vista climatico. Quindi noi abbiamo come comunità, ma non solo qui, in tutto il paese abbiamo delle cose da fare, ma non sono queste, no? Non è trivellato. Per esempio, l'Unione Europea ci ha appena detto 2 settimane fa, direttiva RED 3, cercatela in internet, la direttiva RED 3 prevede, dopo lunga trattativa tra tutti i paesi, che noi dobbiamo arrivare al 2030 a consumare energia che per il 42,5% deve essere rinnovabile. Quindi il problema grosso che abbiamo è come facciamo? Abbiamo 7 anni. Siamo nel 2013, nel 2030 dobbiamo passare dall'attuale livello che è circa 18, dobbiamo arrivare al 42,5. Allora questa comunità e altre comunità nazionali come si stanno organizzando per raggiungere questo obiettivo obbligatorio dell'Unione Europea? Trivellando altro gas? Sicuramente no. Quindi il punto è che la concessione di permessi relativi alla prospezione di ulteriori fonti fossili è completamente incoerente con la necessità di contenere questo disastro. Ripeto, vuol dire che stiamo camminando su uno strato sottile di ghiaccio che si sta sciogliendo. Più chiaro di così si affonda se il ghiaccio si rompe. E le proiezioni, perché qui si parla di modelli matematici relativi al sottosuolo e alla subsidenza, ma i modelli matematici vengono utilizzati anche per prevedere il futuro del clima. Le proiezioni a nostra disposizione sono inquietanti. Si parla di livelli del mare che possono alzarsi anche di 1 metro da qui ai prossimi 50 anni. Ma allora facciamo scendere ancora questo territorio di fronte a un mare che potrebbe salire fino a 1 metro?
perché intanto si stanno fondendo tutti i ghiacciai delle Alpi, stanno fondendo i ghiacciai della Groenlandia. Ci sono una serie di fenomeni che in questo momento si sono scatenati e di cui non si parla con abbastanza chiarezza. Per cui poi c'è un altro fenomeno fisico banale, cioè che siccome anche gli oceani e i mari si stanno riscaldando, tutti gli oggetti che si scaldano si espandono. Quindi c'è anche proprio un'espansione fisica del volume del mare causata dal suo riscaldamento. Quindi mettendo insieme tutte queste cose, noi abbiamo dell'altro da fare, dovremmo avere dell'altro da fare che occuparci di trivelle, perché proprio è un argomento sul quale noi dovremmo metterci una X e dire è una cosa del passato, ci sta lasciando un'eredità pesantissima sia a livello territoriale che a livello climatico. La siccità pazzesca di questo periodo, ho esaminato i dati del Po, che il Po sta portando in questo momento a livello di Ponte Lago Scuro, lì dove c'è il ponte della ferrovia che sono venuto da Bologna, ci ho dato un'occhiata, no? Al finestrino si vedono delle isole in mezzo all'acqua. A me non era mai successo di vedere delle isole in mezzo all'acqua. Poi sono andato a guardare i dati e in questo momento il Po sta trasportando 400 metri cubi d'acqua al secondo, dovrebbero essere almeno 4 volte tanto in questo periodo. Ed è un nuovo record minimo, cioè abbiamo stabilito un nuovo record, cioè sono 2 mesi che il Po sta facendo, direi che si sta scavando la buca. Quindi in queste condizioni qui dobbiamo discutere di questo, penso, no? Come gestire tutto un sistema nel quale l'acqua sta venendo meno, la neve sta venendo meno, i ghiacciai si stanno fondendo, abbiamo una serie di problemi enormi sui quali dovremmo ragionare. E invece parliamo di trivelle. E io vi fermo. Grazie. Il quadro, anche se spesso lo ascoltiamo, questi dati ogni volta fanno venire abbastanza i brividi, se parliamo di caldo. Mi viene in mente, ci dava il 2003, è l'anno in cui è morta mia mamma e sicuramente non le ha fatto il caldo di quell'anno. Mi viene in mente, ci dava Guido Guterres, uno dei suoi predecessori disse che non abbiamo un pianeta di ricambio, non abbiamo una soluzione B, la soluzione c'è solo una. E mi sembra che lei abbia detto con chiarezza da uomo di scienza che non è quella che viene indicata da nuove concessioni, anche se credo che quell'indicazione che aveva dato di comunque considerarla una riserva e quindi forse è meglio in questo modo. Bene, ci andiamo verso le conclusioni. Francesco Musco dell'Università di Venezia, stiamo sempre parlando di clima, ma ho sentito il professore ci diceva adattamento, è una parola che un po' mi fa ridere, perché adattarsi è come vuol dire già arrendersi, non sto adattando, è come ci abituiamo, ma è peggio, è così l'adattamento. Grazie. I colleghi mi hanno aperto la strada anche con una conseguenzialità delle riflessioni molto utili. L'adattamento è una delle parole chiave. È una delle parole chiave perché, come ben diceva il collega Molletto poc'anzi, la dimensione della quantità di emissioni che abbiamo accumulato nell'atmosfera come dire, non lascia più spazio solo al lato, diciamo, della mitigazione, cioè della riduzione alla fonte delle emissioni climalteranti, che comunque va perseguita e si sta tentando di continuare a perseguire. La dimensione territoriale, quindi la dimensione dei sistemi urbani, delle reti, ha bisogno dell'adattamento. Gli impatti, come dire, incontrovertibili, e non solo gli impatti dal punto di vista di quello che succederà nel lunghissimo periodo, nel medio-lungo periodo, i 100-150 anni. Io la vedo chiaramente dalla prospettiva che è quella dell'urbanistica e della pianificazione del territorio. Oggi
i più avanzati piani di governo del territorio sulla scala regionale, sulla scala urbana, sulla scala provinciale, sull'area vasta, hanno come asset, uno degli asset principali, la dimensione dell'integrazione della dimensione del cambiamento climatico all'interno della regolazione dell'uso del territorio. È una delle componenti fondamentali per due ordini di ragione. La prima, gli enti locali, le amministrazioni locali a tutte le scale hanno pochi strumenti veramente obbligatori. Uno di questi sono gli strumenti urbanistici di governo del territorio. Allora, riuscire a far transitare all'interno degli strumenti di governo del territorio la dimensione dell'adattamento. Adattamento significa predisporre le città, significa ridisegnare le città in molti casi, significa integrare soluzioni che possano calmierare quella dimensione di ondata estrema che ben ci ha descritto Marletto poc'anzi, ma anche rispetto alle considerazioni dei colleghi. Ormai esiste una dimensione molto avanzata dei cosiddetti piani di adattamento. La gran parte delle città italiane è coinvolta in questo tipo di strumenti, chi più, chi meno, chi è più avanzato, chi più indietro, perché molto spesso ci sono stati proprio i movimenti di sindaci che hanno segnalato alla dimensione globale che discuteva dell'accordo di Kyoto piuttosto della riduzione delle emissioni climalteranti, che gli impatti sono poi locali in gran parte dei casi. Ma gli impatti non solo di quello, ripeto, del metro di mare in più fra X anni, fra 100 anni, ma l'impatto dei fenomeni meteoclimatici estremi che ricadono su sistemi urbani, territoriali, hanno impatto sui sistemi economici, hanno impatto sui sistemi dell'agricoltura, della produzione energetica. Gli ultimi rapporti di Confindustria parlano dell'urgenza dell'adattamento anche del sistema privato rispetto allo scenario di cambiamento climatico. Ma è la logica che cambia. È la logica di pianificazione delle risorse e di governo del territorio che va integrata. Perché il mare? Perché le risorse del mare? Lo diceva prima il direttore del Consorzio di Bonifica rispetto alla dimensione degli studi di valutazione di impatto puntuali della singola estrazione che vengono la singola autorizzazione. È proprio la logica di passare dalla dimensione autorizzativa alla dimensione di pianificazione. Questa che cambia completamente la logica. In Italia stiamo redigendo, dico al plurale perché il gruppo coinvolto alla redazione del piano è fatto dallo IUAV, dal CNR e dal Consorzio per le ricerche sulla memoria di Venezia e Corina, il piano spaziale del mare. Il piano spaziale del mare che è stato introdotto dalla Commissione europea per tutti i paesi europei con la direttiva 89 del 2014, quindi sono passati un po' di anni, che di fatto estende al mare la dimensione regolativa della pianificazione che noi abbiamo su terra, che abbiamo nelle nostre città, nei nostri territori. E la logica di pianificazione che cambia le questioni, la singola autorizzazione all'estrazione con un modello ben fatto, con una dimensione puntuale, eccetera, che esula dagli effetti di area rispetto è facilmente, come diceva Mantovani, supportabile anche da una prova di carattere scientifico o comunque che si rifà a un modello di carattere scientifico o matematico. Il piano spaziale del mare, che attualmente è in fase di consultazione a livello nazionale, è uno strumento obbligatorio per legge, è denominato super piano perché va al di sopra delle pianificazioni locali, regionali o settoriali, e spinge, questo è un dibattito ormai che va avanti da 15 anni in Commissione europea, perché la dimensione della pianificazione spaziale del mare è stata introdotta dalle prime direttive nel 2008 e poi la direttiva del 2014 che obbliga, non dà opzione, obbliga i Paesi membri ad dotarsi di un sistema spaziale di pianificazione delle risorse marittime. Parlo di spazio marittimo perché questo cambia completamente le logiche. Fino ad oggi, insomma, fino a qualche mese fa ormai, parlando anche con tutte le regioni costiere italiane, ne abbiamo molte, ne abbiamo 15 che affacciano sul mare, c'è un tema di competenze. Le regioni di oggi ti rispondono: la mia competenza finisce alla costa. Questo è vero perché la dimensione del demanio marittimo, la dimensione dell'uso delle risorse marittime è di competenza statale. C'è un tema però che va messo sul campo. Chi decide sull'uso e le funzioni al mare?
Chi le decide? Fino ad oggi le funzioni a mare sono state decise in una logica che è quella autorizzativa, cioè io chiedo il permesso per una singola funzione, io chiedo il permesso per installare una piattaforma, io chiedo il permesso per fare un'estrazione, io chiedo il permesso per installare un impianto di acquacoltura, io chiedo il permesso per avviare una nuova rotta di navigazione. Chiedo dei permessi, chiedo un'autorizzazione, ovviamente la semplifico per capirci. La logica di pianificazione invece mette assieme tutti questi usi, perché la competizione degli usi è nello stesso spazio. E la logica del piano del mare introduce un elemento nuovo che sul terra non abbiamo, una terza dimensione, la colonna d'acqua. Cosa succede in superficie, ma cosa succede anche sotto? E cosa succede nell'intermezzo? Allora capite bene che passare dalla logica della puntualità alla logica della pianificazione cambia completamente le regole del gioco, perché a quel punto va bene, ci sarà sempre l'autorizzazione che è dimostrata con un modello matematico, ma il tema è quale risposta di area vasta può essere data rispetto alle funzioni. Siamo certi che nello stesso spazio non sia meglio supportare il mondo della pesca, il mondo dell'acquacoltura, chi lavora nel sistema dell'acquacoltura, chi lavora nel turismo lento, chi lavora nella dimensione della visitazione dei luoghi, e che a parità di condizioni di sviluppo economico rispetto alla quantità di gas potenzialmente estraibile che appunto poi ce la fumeremo in 3 mesi o poco più, non sia meglio supportare altre logiche di pari impatto di sviluppo economico. La direttiva sulla pianificazione del mare è una direttiva di crescita blu, fa parte del quadro europeo della crescita blu, non fa parte del quadro della pura tutela, fa parte del quadro dello sviluppo. Certo che questo necessita di superare anche tutta una serie di logiche, il fatto delle competenze separate, le regioni hanno competenza fino alla costa, lo Stato ha competenza sul mare, la cabina di regia nazionale oggi che sta supportando la costruzione del piano spaziale del mare è fatta dalla Marina, è fatta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è fatta dall'ufficio di piano che è appunto fatto dall'Università di Venezia, dal CNR e dal Consorzio per le ricerche sulla Laguna di Venezia, quindi è da Venezia che stiamo coordinando l'attuazione del piano su tutta Italia. È un momento storico anche importante per passare dalla logica della puntualità autorizzativa alla logica della pianificazione. I piani sono in fase di consultazione, in una fase preliminare, ci sono delle sintesi non tecniche abbastanza estese, sono 3 i piani per l'Italia perché sono divisi per regioni marittime, la regione Adriatico-Ionica, il canale di Sicilia, il Tirreno che è il Mar Ligure di fatto, quindi che coinvolge regioni costiere diverse. In questi tavoli ci sono tutti i ministeri, c'è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che è l'autorità di gestione per l'Italia, perché è stato deciso nel 2016 dal governo dell'epoca che ogni paese ha dato un ministero l'autorità di gestione del piano del mare. Noi abbiamo scelto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri paesi europei hanno fatto altre scelte. Capite bene che però passare da questa logica che è solo di terra, è una dimensione di terra-mare. Il piano del mare per norma opera fino a dove non operano più le altre pianificazioni settoriali, regionali, comunali, di dimensione regionale, paesaggistica, perché la dimensione del piano del mare introduce anche la dimensione del paesaggio. Ci sono tutta una serie di competenze sul tappeto da mettere a sistema, ma forse passare dalla logica della puntualità alla logica dell'area vasta, che valuta anche altri effetti, valuta anche altri usi. Siamo certi che l'estrazione sia l'unico uso che primario che ci può interessare, in una dimensione però di impatti anche di sviluppo economico, perché ripeto, il piano spaziale del mare parla di crescita blu, e di crescita blu forse si può fare con tanti altri sistemi, oltre che con quella estrattiva di breve periodo. Siamo già passati dall'analisi del fenomeno a possibili soluzioni, possibili indicazioni. Certo, se permette una battuta, speriamo che non faccia la fine del piano di adattamento che stiamo ancora aspettando che si smuova a livello. Il piano di adattamento italiano non ha una parola normativa, non è purtroppo.
la palla sta passata alle regioni, questo è un altro elemento importante. Però credo che sia molto interessante perché giustamente ha sottolineato che stiamo parlando di soluzioni di crescita e non di pura tutela e questo è anche un po' una risposta anche alla storia di questa terra che per anni proprio pensava che il parco, no, fosse solo un'area protetta e non fosse anche un'occasione, una grande occasione di sviluppo. E questo per fortuna nel nostro paese un pochino qualche passo avanti è stato fatto. Allora, immagini. Scusate, prima di aprire il dibattito penso sia doveroso, mi hanno promesso 2 minuti, però dare la parola a dei diretti interessati, quindi credo che Moreno Gasolini come presidente del parco del Delta, Roberto Pizzoli che è il sindaco di Portotolle e anche Enrico Ferrarese che è il presidente della provincia, proprio qualche minuto per dare anche il loro contributo. Certo, non ha mai scritto il tuo nome. Lo darò per scontato. Buonasera a tutti. Intanto grazie alle 3 diocesi, ai 3 protagonisti che hanno voluto, insieme alle nostre comunità, far sì che questo evento riempia questa sala per momenti importantissimi per il nostro territorio. Io ho chiesto di parlare per primo perché poi ho il consiglio comunale e poi sarò un po' maleducato perché devo scappare. Sintetico, se finiamo qua stasera questa conversazione con i nostri ospiti sopra il palco, io penso che abbiamo capito tutti, meglio ancora di quando abbiamo sentito cosa diceva il decreto aiuti quater del 31 di dicembre del 22, che proprio come diceva Giancarlo prima, non è perché siamo ascoltati dall'acqua calda, abbiamo paura di quella fredda, ma perché abbiamo capito che il nostro territorio non ha proprio bisogno di altre disredazioni. Abbiamo capito anche negli interventi di prima che l'Italia ha dormito negli ultimi 15 anni sotto il punto di vista di investimento e di visibilità per quanto riguarda di visione, soprattutto per quanto riguarda le rinnovabili, per quanto riguarda l'investimento verso quelle rinnovabili, perché è stato comodo andare avanti così e quindi ci siamo trovati anche adesso con uno scompenso, è stata la guerra, è stato il Covid, è stato non si sa cosa, comunque le bollette che abbiamo subito nei mesi precedenti, nell'anno precedente, sono stati pesanti. Allora io dico, voglio spostare l'argomento, non tanto spostarlo, ma voglio portarlo verso un ragionamento che è dei nostri cittadini, che è dei nostri amministratori, che è delle nostre genti. In base a quello che abbiamo sentito, dobbiamo subire di diventare distretto del metano o possiamo diventare un distretto turistico di qualità a livello internazionale? Ieri sera sono stato a casa di amici ormai, ma di persone che hanno creduto in questo territorio 30 anni fa, hanno iniziato a fare accoglienza turistica e proprio ieri, 25 anni di attività, li hanno portati a passare il testimone, fortunatamente passare il testimone da una generazione ai figli, per fare agriturismo nel nostro territorio, per fare reddito nel nostro territorio, per mantenere in piedi una partita IVA, che vuol dire mantenere una famiglia qua e non come è successo quando parlavamo prima di quegli anni là, che per esempio il sottoscritto a metà dei parenti tra Vercelli e Torino. Bene, stiamo spendendo soldi pubblici come ente parco vuol dire i 9 comuni di cui fa parte il parco, ma non è solo blindato ai 9 comuni, fa parte di un territorio, fa parte di una macro area. Stiamo spendendo soldi pubblici dal PNR e PNC per far sì che questo territorio diventi un territorio di attrazione turistica, ma non sono regalati perché ci arrivano da Bruxelles e dal Ministero, non sono regalati, li pagheranno i nostri figli, le prossime generazioni.
con gli interessi magari anche. Quindi io quello che vi chiedo e vi dico, dobbiamo ragionare veramente, guardo logicamente i miei colleghi e li guardo dal frutto di quello che abbiamo sentito stasera dai relatori, ma dobbiamo capire dove vogliamo andare in futuro. Per me non abbiamo dubbi che deve essere quello del turismo, quello della diversificazione dell'attività turistica sul territorio, deve essere quello del potenziamento dell'attrattività turistica come le linee di finanziamento a livello europeo ci hanno dato, ma senz'altro dobbiamo andare su quella strada, senz'altro dobbiamo capire, credere e pensare che domani quello sarà il nostro futuro, quello sarà il futuro legittimo per le nostre nuove generazioni. Grazie. Chiedo scusa per la voce perché con questi sbalzi di temperatura è un attimo prendersi qualche raffreddore. Sarò molto più breve del mio collega, nel senso che innanzitutto ringrazio gli organizzatori per aver riacceso i riflettori su questa tematica che sembra quasi stia passando un po' in secondo piano. E poi vorrei dire questo: questa sera io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che hanno fatto i nostri relatori e in particolare anche sull'intervento che ho apprezzato molto del direttore Mantovani, dove lanciava la proposta di istituire un tavolo tra Ministero e rappresentanze territoriali. Ebbene, questa è, per dovere di chiarezza, mi sento di dire che questa strada è stata quella che sta venendo percorsa, nel senso che il Ministero, insieme all'ISPRA e alla Regione Emilia-Romagna e Veneto, ha già fatto una prima seduta di concertazione il 13 febbraio. Dopodiché vorrei anche però, perché io tendo a non nascondermi mai dietro un dito, vorrei anche dire che ci riempiamo la bocca di transizione ecologica, transizione verde, ma non sappiamo che cosa c'è dietro questa parola. Dobbiamo essere forse meno ipocriti nel parlare di transizione ecologica, perché non so se qualcuno sa che tutti quei materiali green, come ad esempio i pannelli fotovoltaici che sono fatti con materiale tipo terre rare, litio, cobalto, queste materie prime sono importate al 90% dalla Cina, che fa dei danni enormi al suo territorio per estrarle. Quindi bisogna capire se vogliamo salvare l'Occidente o vogliamo salvare il mondo. Vogliamo continuare a fare danni in giro per il mondo o vogliamo metterci in testa che è ora di rispettare e di adottare decisioni unanimi, diciamo, all'interno del contesto non solo occidentale ma anche del resto del mondo. Una cosa è certa, io non sono scienziata, so che abbiamo evidenze scientifiche del fatto che le trivellazioni in terraferma comportano danni inenarrabili per il nostro territorio, non sappiamo che danni faranno le trivellazioni in mare, però una cosa diciamo deve trovarci compatti, non esistono partiti politici, non esistono schieramenti, ma esiste un popolo che è quello del Delta. Le decisioni non possono essere calate dall'alto, ma devono sempre essere condivise col suo territorio e i suoi abitanti. Per questo io credo che soprattutto i sindaci, ma anche le altre istituzioni, dovranno essere un presidio fisso a tutela della salute e della continuità esistenziale di quella che è la terra in cui viviamo. Grazie. Grazie, brevemente per salutare tutti gli intervenuti, per salutare e ringraziare in particolare le tre diocesi e le loro eccellenze reverendissime che ci hanno invitato a questo interessantissimo convegno, per cui mi sento di ringraziare ovviamente tutti i relatori che ci hanno fornito degli spunti interessantissimi, alcuni dei quali peraltro erano già sui nostri tavoli, erano già nelle nostre discussioni, ma grazie a loro abbiamo visto sufragato un po' anche tutte le considerazioni che poi abbiamo cercato di portare alla ribalta per quanto era nelle nostre possibilità. Colgo ovviamente dalle parole del Presidente del Parco l'importanza della visione, la visione di territorio, una visione che senz'altro credo di poter dire anche a nome di tutti sia piuttosto condivisa. Lo abbiamo detto nel periodo caldo di questa discussione e continuiamo a ribadirlo, cerchiamo di farlo adesso anche con i fatti, cercando di tradurre quelle risorse che stanno arrivando, come detto anche totalmente talvolta a debito, e quindi avendo ancora di più la consapevolezza e la responsabilità di come li spendiamo, e che se li spendiamo poi bisogna che abbiano frutto, perché altrimenti tutte le risorse PNRR per primo sarebbero assolutamente mal utilizzate.
solo semplicemente per accodarmi a quanto poi detto dal direttore Mantovani, che è chiaro che c'è stata anche un po' la polemica nei mesi scorsi su come approcciarsi come territorio, dal momento che tutti condividevamo una certa posizione che ormai insomma non è nascosta, ma non si condivideva forse la modalità. Ecco, nel merito eravamo d'accordo, ma nelle dinamiche, nelle modalità con cui porci nei confronti di chi sta sopra di noi, del governo stesso, c'era magari qualche piccola differenza. Ebbene, credo che sostanzialmente le cose non si escludano. È vero che avere una posizione forte, diciamo così, da un certo punto di vista dura, può avere il suo senso, però è vero anche che siamo arrivati ad un punto in cui forse è vero ed è giusto riuscire almeno a fare la valutazione su quanto ci ha detto il direttore, ovvero di riuscire a dare forza con il merito, forza con le valutazioni tecniche e scientifiche, ovviamente non di parte, perché su questo dobbiamo spingere, proprio perché la nostra risposta, la risposta del territorio, che ripeto è e deve essere univoca, possa farsi forza di quelle risultanze che noi dobbiamo pretendere con la loro oggettività, che può e deve diventare la forza delle nostre risposte o delle nostre proposte. Quindi su questo io stimolo tutti quanti a ragionare, perché credo che in quello potremmo trovare la forza per riuscire a porci dinanzi a tutti coloro che credono che siamo quelli del no a prescindere. Non è vero, abbiamo la possibilità di dimostrare quanto nel merito invece abbiamo ragione e quanto quella nostra visione che abbiamo e che dobbiamo avere come territorio meriti di essere perseguita. Grazie. Buonasera a tutti, io mi limito e sarò veramente quello più breve dei miei colleghi, ma ringraziamo naturalmente i nostri vescovi, in particolare quello che condivido tante cose insieme, i redattori di questa serata, il direttore, che spesso questi temi li affrontiamo con i consorzi di bonifica per le generali, ma anche con l'università. Riassumo brevemente, perché credo che insomma chi vive il nostro territorio, chi lo vive veramente, chi lo conosce, chi ha visto anche in questi ultimi anni, parliamo anche di questo cambiamento climatico, e quindi solo per togliere la tempesta Vaia e l'acqua granda, il recente del Cuneo Salino, della siccità, chiaramente degli aspetti anche drammatici per quella che è la nostra economia, ma anche quella che è la tutela vera e propria della difesa del territorio, perché qua c'è un'opera del genere civile, ma vedo anche il consorzio per una volta, vedo la regione impegnata a difendere quello che è un territorio che anche veramente con pochissimo rischia tantissimo, rischia veramente la sopravvivenza. E questo forse è il messaggio che spesso non si riesce a cogliere, che non è solo una questione di economia, di turismo, di tutela, è proprio una questione di sopravvivenza, tante volte è proprio sopravvivenza. Chi ha vissuto quello che abbiamo vissuto noi in questi anni lo sa, e lo sa bene, l'ha visto con i suoi occhi. Detto questo, mi rimane solo da dire due parole, le dico anche perché vedo in sala, non voglio dimenticare il signor Pianiano, Fabio Ticò, Rosolina, Adria, ho visto anche di Dinara, insomma, tanti colleghi con cui abbiamo fatto anche un tavolo importante, abbiamo fatto dei passaggi, perché non vorrei che non andare nella piazza o non andare sempre per televisione o sempre in media risulti che magari le amministrazioni siano dormienti su una questione di questo tipo qua. Le amministrazioni ci sono, i consigli comunali ci sono, perché il primo ordine del giorno è passato attraverso tutti i consigli comunali e anche provinciali, e anche provinciali, quindi c'è anche un impegno, l'impegno delle associazioni che vedo qua avanti, che comunque è stato costante. Siamo passati attraverso tutti i consigli comunali, attraverso i consigli provinciali, siamo andati nel tavolo prefettizio, come la dottoressa Correali, che spesso insieme al nostro prefetto ci accompagna in quella che è la forma, ma anche la sostanza, e quindi quelli che sono i passaggi di interlocuzione tra il territorio e il governo, passando anche per la regione, del prefetto. Abbiamo aperto, la senatrice Pizzotto e chiamando i due senatori, ha portato un ordine del giorno che è stato votato
e di impegno del governo ad ascoltare il territorio. Diceva prima Valeria, con un primo incontro con la regione, ma siamo in attesa di chiamata anche noi come amministratori del territorio, come amministratori locali e anche provinciali, e quindi ecco, c'è un lavoro sinergico per ribadire con forza quella che è la nostra preoccupazione, quello che credo che sia un non scontato, ripeto, per chi vive questo territorio, ma anche per cercare quello che diceva prima Giancarlo e che abbiamo condiviso fin dall'inizio, avere soprattutto dei pareri che siano veramente super partes, perché non possiamo affidarci chiaramente a chi magari insomma i pareri della ditta proponente piuttosto che qualcun altro. Potremmo anche noi avere voce in capitolo, ma voce in capitolo che sia tecnica, che sia scientifica, perché chiaramente non lo possiamo dire noi come sindaci e come rappresentanti dell'amministrazione, ma lo deve dire soprattutto che ha le basi scientifiche. Quindi siamo in attesa di questo incontro che dovrebbe essere imminente, mi auguro prima possibile, e andremo a ribadire ancora una volta quello che è il nostro impegno, che è costante giorno dopo giorno al fianco dei nostri cittadini. Grazie. Quanto possiamo permetterci ancora, don Giampaolo? Mezz'ora? Meno? Quarto d'ora? Posso fare una domanda un po' cattiva, ma credo che vi interessi. E come la mettiamo con le perforazioni dall'altra parte dell'Adriatico? È una domanda che facevo un tempo, ma come la mettiamo con le centrali nucleari oltre il confine? Non credo che sia la stessa cosa. Chi vuole rispondere? In realtà la Croazia sta estraendo alla grande sulla linea mediana, con vari giacimenti, Anna Maria, hanno tutti i nomi di donna, non ho mai capito perché gli diano nomi di donna, e in realtà gli effetti alla fine sono contenuti a quelle aree, perché il problema è chiaramente avere dei livelli geologici affidabili. Il geologo è sempre quello che fa il lavoro sporco di in qualche modo andare alla ricerca di queste risorse, parlando e allacciandomi anche al discorso prima, anche la transizione energetica è un costo, per esempio il litio e così via. Poi il gas che viene estratto dalla Croazia a quanto pare non ha grandi effetti dalle nostre parti, c'è un problema di fondo sul tipo di dato che si acquisisce. Ricordiamoci che la misura della sussistenza a mare è stata possibile dall'avvento dei sistemi GPS 1986. Prima sostanzialmente si riusciva a misurare effettivamente di quanto si abbassassero le piattaforme a mare. E questo è un punto importante. Poi un'altra cosa importante è la misura. Ok, questo va un po' meglio. E stavo dicendo, l'estrazione appunto in quelle zone continua e la misurazione comunque della subsidenza a mare si effettua sulla piattaforma. Di solito la piattaforma ha una posizione centrale rispetto al giacimento stesso, quindi di solito è la zona di massima subsidenza. Risulta difficile, a patto che non abbiamo varie altre strutture abbastanza vicine, riuscire a capire effettivamente di quanto si estenda la subsidenza a mare. Quindi l'effetto in realtà che c'è dall'altra parte, che tra l'altro sono tutte joint venture con l'ex Edison, che adesso è diventata Energea, e Eni con la società INA, che è quella croata, e loro pompano alla grande proprio tra l'altro alla nostra latitudine di fatto, però a distanze in cui verosimilmente gli effetti di subsidenza non sono misurabili, perché comunque ricordiamoci che le distanze sono importanti. Quando parliamo di 9 miglia sono 17 km, una piattaforma a 9 miglia, io se sto in spiaggia non la vedo, okay? Se noi per esempio andiamo sulla costa romagnola, queste piattaforme sono molto più vicine, quindi invece rimarrebbero comunque distanti, e gli effetti, questo ce lo dicono in parte i modelli, però i modelli anche vengono validati, esistono delle pubblicazioni delle commissioni da parte di INGV e Ministero dell'Ambiente, ma anche Ministero dello Sviluppo Economico,
che vanno a verificare che questi modelli in qualche modo nel tempo abbiano valore. E l'effetto appunto di quello che vediamo al di là della nostra linea mediana di frontiera marittima, non vediamo al momento effetti da questa parte. Speriamo davvero. Allora, chi alza la mano? Mi raccomando, breve domanda. Ok. 2 minuti, non ho bisogno di microfono. La verità raramente è comoda. Premesso che il 14 novembre del 51 non fu un caso naturale di rottura dell'argine sinistro del Po in quel di Occobello, né tantomeno una esondazione, visto che si doveva salvare la zona industriale di Ferrara a destra del Po. Premesso che chi è vissuto e ha provato da allora situazioni di continuo degrado del nostro Polesine orientale in Veneto con la subsidenza, e il territorio è sempre stato dimenticato, isolato e marginato dai grandi cervelloni delle nostre istituzioni, tanto da subire le ingerenze dei politici di turno per promettere e mai fare. Ecco la provocazione: domani mattina, soldi in mano, inizio lavori per alzare diometro gli archi di difesa di tutto il delta del Po, solo Veneto. Domani mattina, soldi in mano per pagare tutta l'energia consumata dalle idrogene esistenti nel delta del Po, solo Veneto, onde garantire la salvaguardia del rispettivo territorio. Domani mattina, soldi in mano per avere 9 desalinatori come i 9 comuni che fanno parte del delta del Po, solo Veneto, per salvaguardare la salute dei cittadini e dei terreni che hanno bisogno di essere coltivati come natura comanda. Solo dopo queste 3 cose si può autorizzare per 2 anni la trivellazione e poi stop, o anche prima se il metano si è calmierato. Grazie. Chi è che vuole rispondere a queste 3 cose da fare domani mattina? Esperti. Ancora? Va bene, ok. Sarò brevissimo. Ecco, io vorrei che qualcuno mi spiegasse, ma questo lo dovrebbe fare la così chiamata controparte che oggi non c'è, ossia quelli che hanno deciso lo sblocco del decreto che prevede le trivellazioni, il motivo per cui si decide o si può decidere di estrarre il metano dal 45 parallelo sia dal Po Istra al Po di Goma di fronte al delta. Ecco, non vorrei che questo dipendesse, no, la concentrazione industriale Nord Italia per mettere magari che multinazionali di metano in modo accidente. Altra domanda vorrei chiedere al professore Osto. Non ho capito che il professore Enza passa l'estrazione del metanifero, farebbe il territorio quando la subsidenza e poi azione senza neanche. Io credo che quella della subsidenza tutta per mancanza quando si viene la pressione che sia di acquiferi o di semplice metano. Grazie. Altre domande? Ha detto di sì, ok. Mi metto più per comodità, sono più visibile a tutti. Buonasera, io mi chiamo Leonardo Tugnolo e sono un sindacalista della CISL di Padova Rovigo. Se mi permettete, il tema interessa anche il sindacato e io questa sera sono qua a rappresentare la CISL di Padova Rovigo.
Intanto volevo portare i saluti del nostro segretario generale provinciale, Samuel Scavazzin, e di tutta la CISL di Padova Rovigo, che fortemente è ben rappresentata dai suoi 95.000 associati. La CISL vuole anche ringraziare i vescovi della diocesi. Volevo fare due domande future che interesseranno non solo la popolazione del Delta, ma l'intero territorio nazionale. Seguire la sola fonte emotiva potrebbe portare a facili conclusioni che rischiano di sottomettere per sempre l'economia del territorio al partito del no. Come CISL, come diceva se permetti, come diceva Suminenza, dobbiamo rispettare come CISL siamo profondamente consapevoli della delicatezza e della fragilità del territorio in cui viviamo e siamo anche consapevoli delle difficoltà espresse da generazioni della fatica di portare pane in tavola. Poche ma semplici parole solo per dire che al partito del no è giunto il tempo di proporre dell'approfondimento e delle conoscenze, e qui stasera mi sembra che siamo entrati con una pista. Come CISL siamo sempre stati propositivi e costruttori del bene a favore dei lavoratori, delle comunità e dell'intera nazione, e la storia ci ha sempre dato ragione, anche agli economici. E il sapere dell'uomo che possa dare a tutti la possibilità di decidere per il futuro non solo del territorio, ma dell'interesse nazionale. Anche in questo momento desideriamo fare la nostra parte e stiamo coinvolgendo il dibattito con i nostri associati, con un chiaro riferimento alla salvaguardia del territorio, alla tutela del territorio e al benessere di chi rappresentiamo. E anche noi avvertiamo il peso della responsabilità. Alle critiche però desideriamo contrapporre la forza della scienza e della conoscenza. Grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. Vogliamo dare qualche risposta domanda. Buonasera, sono Giovanni Destro del coordinamento Polesi della Rivelle, nato a dicembre sull'onda della rivolta un po' da parte di tutti qui in zona, non solo qui, anche a Venezia, contro questa decisione del governo di riprendere a trivellare quest'area che è molto fragile, sensibile e sta pagando molto alle precedenti relazioni. Una domanda: io sono assolutamente contrario ai comitati tecnico-scientifici per un motivo semplice: abbiamo sotto gli occhi cosa è successo e i modelli matematici. Il professor Schaeffer diceva che non ci sono modelli matematici sicuri. Su cosa? Bisogna mettere in punto l'errore. Allora l'errore qui, certo, l'errore qui. Una domanda però. Sì, sta arrivando la domanda. È questa la domanda. Come si fa a mettere insieme l'incertezza con un comitato tecnico-scientifico che deve garantirmi sicurezza? Io penso che non sia proprio il caso. Poi una cosa sola: la Croazia sta estraendo 1 miliardo e 200 milioni di metri cubi, al contrario dell'Italia che deve estrarre 1 miliardo e 800 milioni, dati ufficiali.
cui non molto di più, ne ha bisogno molto meno, 4 miliardi, esatto, 4 miliardi all'anno, noi 74 come diceva il professore. Scusa, la domanda è questa. Proviamo a... Domanda per una considerazione nel ringraziare i relatori, ma soprattutto gli arcivescovi, che il Signore gli dia la lungimiranza di contrapporsi alle lobby che avete appena parlato, ma soprattutto chiedo ai sindaci politicamente, alle regioni e al governo, se mai si inizierà a trivellare, se è previsto il piano di abbandono di queste zone, perché non si può far finta di niente, solo parlare di quel che avete chiaramente del problema, della sufficienza. Grazie. Allora, chi è che può provare a dare qualche risposta? Allora, tre domande provocazioni domani mattina. Basta alzare gli argini, per esempio. Se brevemente, prima domanda. Erano gli argini di Salvatori e poi la terza cosa non me la ricordo. Alzare gli argini non è che alziamo gli argini a caso, gli argini vanno alzati secondo una serie di studi che sta facendo l'autorità di bacino, alla quale poi ci dobbiamo inchinare, perché loro stanno studiando veramente il problema e chi poi deve provvederà secondo quel tipo di progettazione. La risposta che volevo dare sui modelli matematici. Sì, è pericoloso basarci solamente sulla modellistica matematica, perché abbiamo visto che i modelli matematici dicono esattamente quello che gli vogliamo far dire. E per questo che se questi modelli matematici come Teodorico, come Angela Angelina sono stati approvati, perché sono stati approvati sulla base di un modello matematico dove Angela Angelina prevedeva 20 cm invece che 30. Teodorico parla di 10 cm. È folle pensare 10 cm, andiamo di fronte al libro di Dante, andiamo a vedere cosa è successo in questi anni, i 10 cm ce li sogniamo, quindi dobbiamo non usare una strada sola secondo me, ma una tenaglia, sicuramente la forza della politica, la forza della riflessione per dire no, ma dall'altra parte ci deve essere anche un motivo scientifico tenuto da veri esperti che possano contrastare le sciocchezze che sono state scritte sulla relazione di Teodorico. Provare a fare una battuta, secondo che anche l'ultimo intervento è stato un po' forte. Allora, appunto, dobbiamo alfabetizzarci alla scienza e capirne i limiti, perché lo scienziato onesto non fa altro che dire guarda che io qui con dei margini di errore talmente alti che... Allora, siamo condannati all'incertezza e a non sapere cosa potrà succedere nel futuro. Allora quell'idea lì di capacità di aspirare è che anche la scienza si deve ispirare a delle previsioni che si possono fare a livello collettivo. Allora mi viene in mente, non ho la soluzione, ma ho degli esempi e invito a cercare gli esempi in giro per il mondo, i migranti ambientali, quegli atolli in cui il presidente o il re ha deciso di abbandonare l'isola. Non sto dicendo che dobbiamo fare la stessa cosa, sto solo dicendo andiamo a vedere chi ha fatto scelte in base a considerazioni scientifiche e anche a questa capacità di proiettarsi sul futuro. Allora andiamo a cercare in giro per il mondo cosa sta succedendo in altri delta e forse riusciamo a trovare gente più lungimirante di noi, perché noi secondo me siamo molto attaccati al passato, non vogliamo, che ci fa paura evidentemente. Questo attaccamento anche alla scienza e ai limiti della scienza che è uscito stasera è interessante. La scienza ci dà dei pezzettini, tu stesso hai detto gli effetti cumulativi, o tu o qualcun altro, questi effetti cumulativi non li prevede nessun scienziato, allora dobbiamo
affidarci agli apprendisti stregoni? No, però guardiamoci intorno e cerchiamo di copiare le migliori pratiche. Io di più di questo non saprei dire, mettendoci dentro però una grandissima proiezione nel nostro futuro, non guardare solo il nostro nave. Ecco. Inviterei il signor Perego a raggiungersi per le conclusioni. Attenzione però a mettere ok i dati, vedete anche voi chi fornisce eccetera, però non ricominciamo a mettere in dubbio i dati, perché sennò poi ricominciamo con tante altre discussioni. Questi 3 anni credo che abbiamo subire troppe critiche anche al mondo della scienza e dei dati. È vero, può essere assolutamente tutti dei dati, però i dati sono dati. Io credo che i climatologi me lo possono dire, alcuni dati se l'avessimo ascoltati prima forse non saremmo qui, e c'erano i dati e non erano dati falsi. Brevissimo, allora è stato approvato all'Università di Padova a un centro studi per l'impatto del cambiamento climatico per Rovigo, cofinanziato dalla Fondazione Caricavo, e verrà penso inaugurato a giugno. Sono 3 dipartimenti coinvolti, personale, docenti eccetera. Le motivazioni è che il Delta del Po è un laboratorio a cielo aperto, dovrebbe attirare tanti giovani, cioè si vogliono fare dottorati eccetera, quindi qualcosa si muove da parte della Intanto mi sento di ringraziare anche a nome degli altri vescovi e tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Come avete visto dal titolo, domande per il presente e responsabilità per il futuro. Penso che tutti gli interventi abbiano ulteriormente ampliato le domande, perché gli interrogativi si sono aumentati su questo tema delle trivellazioni, ma non solo sul tema delle trivellazioni, e al tempo stesso le responsabilità però da parte di ciascuno secondo le responsabilità diverse di ciascuno sono aumentate. C'è certamente uno stile di vita che dobbiamo adeguare anche rispetto all'uso dei beni della terra. C'è un'attenzione all'ambiente che è certamente importante, ma tutto quello che abbiamo sentito forse ci esorta a un tema che è importante, che è poi la virtù della prudenza, cioè non affrettare delle decisioni se non abbiamo ancora chiaro gli effetti di queste decisioni. E gli interventi oggi, questa sera, ci hanno fatto capire che forse in questo momento dobbiamo essere molto prudenti a fare delle scelte che vanno su un territorio vivo, come ha detto il geologo, ma al tempo stesso che è un territorio fragile, che ha già patito una serie di interventi nel passato che possono essere ancora più gravi per una serie di altri effetti che ci sono che sono anche previsti sul piano ambientale. Poi bisogna anche certamente valutare, come si è detto, se i frutti di un'azione sono effettivamente efficaci per risolvere un problema. Abbiamo visto che i frutti di queste trivellazioni si riducono sostanzialmente a produrre un benessere che è limitato a qualcuno di noi e non certamente a chi viene dopo di noi, ed è limitato a un tempo molto breve dentro un'esigenza di carattere generale. Quindi questo deve anche farci valutare se effettivamente l'intervento risolve un problema o se invece il problema va risolto con uno sguardo molto più ampio. Abbiamo sentito parlare di passare dall'autorizzazione alla pianificazione, questo è un aspetto importante.
la pianificazione di questo delta ancora diviso tra Emilia e Veneto, no? Questo è un primo problema che è importante, già legato al delta, sul quale forse la politica deve dare una risposta, la politica locale, ecco, chiaramente, la politica regionale. E questo aspetto è un aspetto importante, perché ragionare a compartimenti stagni chiaramente non dà prospettive di sviluppo, ad esempio sul piano turistico. E da Goro si possa arrivare a Venezia con una nave turistica o viceversa è veramente un'assurdità. Non significa sviluppare, ad esempio, un aspetto importante. Così pure tutto il tema del cuneo salino è un tema effettivamente che sta segnando profondamente il nostro territorio e questo elemento deve farci interrogare. Sono domande ulteriori che sono certamente significative. Come pure un aspetto importante è quello che è stato detto: dobbiamo verificare queste azioni, ma al tempo stesso se anche il nostro territorio sta perdendo dei pezzi sul piano giovanile, dei pezzi sul piano familiare. Nell'area dell'ex bonifica ferrarese in 30 anni abbiamo perso 60.000 abitanti. Con la bonifica negli anni addietro sono arrivate 4.000 famiglie, si sono costruite 12 chiese, di queste 12 chiese sono nati dei paesi. Santa Pollinare, vi faccio un esempio, Chiesa Nuova, casa parrocchiale, asilo, Circolo Acri, tutto chiuso. Dai 2.000 abitanti di 50 anni fa siamo passati a 80 abitanti. I territori stanno morendo e questo tema è un tema importante per capire come pianificare effettivamente una mobilità, anche una comunicazione che sia importante da questo punto di vista. Quindi le domande sono tante, interpellano le responsabilità di ciascuno. Credo che certamente alcune delle domande che sono venute fuori sono domande importanti che ci portano a continuare uno studio nelle forme, nei modi che sono certamente importanti, con gli strumenti che abbiamo, che sono anche limitati ma che sono importanti. Una seconda domanda però è la responsabilità di chi deve decidere. Viene consegnate queste domande alla politica perché chiaramente possa continuare ad approfondire per arrivare a delle decisioni con al centro il bene di un territorio. Però non dimentichiamo ancora una volta, come dicevo all'inizio, i nostri stili di vita, perché comunque anche i nostri stili di vita sono importanti in ordine all'uso dei beni che ci sono consegnati e alla modalità con cui operiamo sul territorio. Quindi conoscenza, trasparenza e al tempo stesso responsabilità nel costruire una pianificazione territoriale che tenga presente tutte queste scienze, dall'urbanistica alla geologia, alla sociologia e altro, sono certamente degli aspetti importanti. Quindi credo che il nostro compito debba continuare da questo punto di vista per arrivare effettivamente non semplicemente a protestare, ma fare in modo che chi ha delle responsabilità consideri la sua responsabilità sulla base di questi elementi e svalorizzi tutti quegli strumenti che abbiamo a disposizione per il bene comune, per la tutela del territorio, che ripeto è un territorio comunque fragile. Grazie a tutti, grazie a